Buonasera dalla redazione di Teleuropa Network, ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Tanti gli argomenti di oggi, ma partiamo dai titoli. Terremoto giudiziario a Crotone, coinvolto anche il sindaco, raggiunto da un provvedimento di divieto di dimora. Al centro dell'inchiesta della procura, l'affidamento della piscina olimpionica ad una società privata. L'accordo per riorganizzare la chirurgia della Regione Calabria ha provocato la reazione dell'Ordine dei Medici di Cosenza. Corcioni dice: ben vengano gli accordi con altre regioni, ma non bastano a risolvere i problemi. Passo in avanti per precari e idonei, firmato l'accordo fra ufficio del commissario, direttore generale e sindacato. Muore a 67 anni mentre in attesa di essere visitato nel pronto soccorso di Cosenza. La procura ha disposto l'autopsia. Nulla si muove sul fronte delle candidature. Le scelte da compiere in Calabria, come è accaduto spesso in passato, si fanno a Roma. Domenica urne aperte dalle 7 alle 23 nei 7 comuni della Calabria, sciolti per infiltrazioni mafiose, attesa per il voto di Lamezia e Cassano allo Ionio. Sulla tomba del padrone per 15 giorni la commovente storia di un Labrador rimasto a vegliare nel cimitero di Corigliano. Ancora buonasera ad Anna Franchino e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Lo avete visto dai titoli in apertura, la cronaca con il terremoto giudiziario che ha colpito la città di Crotone, coinvolto anche il primo cittadino Ugo Pugliese, raggiunto da un provvedimento di divieto di dimora. Al centro dell'inchiesta della procura pitagorica l'affidamento della piscina olimpionica ad una società privata. La bufera sul comune di Crotone scaturisce dalla piscina olimpionica. Il sindaco Ugo Pugliese e l'assessore comunale allo sport Giuseppe Frisenda hanno ricevuto un provvedimento di divieto di dimora in città disposto dal GIP del Tribunale del Capoluogo su richiesta del procuratore capo Giuseppe Capoccia nell'ambito di un'inchiesta sull'affidamento in gestione a società private della struttura sportiva dalla quale sarebbero emerse irregolarità. L'accusa di abuso d'ufficio viene contestata all'ex dirigente del settore lavori pubblici del comune De Martino e a quello attualmente in carica Germinara, in concorso con il primo cittadino, poiché alla scadenza della convenzione con il consorzio Daipo, avvenuta nel settembre 2013, non avrebbero adottato alcun provvedimento di cessazione e risoluzione dei rapporti giuridici relativi alla piscina, prorogandone tacitamente la gestione, non avrebbero esercitato poteri di ispezione e controllo contabile sulla struttura per recuperare le spese relative all'utenza dell'impianto che la legge pone a carico del concessionario, anzi avrebbero ordinato la liquidazione delle fatture relative al consumo di energia elettrica, gas e acqua. Questo procedimento amministrativo, che in realtà doveva essere il luogo, la sede naturale in cui si perseguiva l'interesse pubblico, in realtà era il luogo, la sede principale in cui avvenivano degli accordi collusivi tra i soggetti pubblici e i soggetti privati, cioè i soggetti appartenenti al consorzio sportivo Daipo, per l'affidamento di una piscina comunale, quindi di un bene pubblico, nei confronti del consorzio alle condizioni che puntualmente il consorzio individuava. Consorzio sportivo Daipo che già negli anni comunque sia aveva avuto in affidamento la gestione della piscina comunale e che si era dimostrato moroso nei confronti del comune, in quanto in realtà c'è un danno economico erariale di più di 1 milione di euro, in quanto non pagava le utenze al comune per quanto riguarda la gestione della piscina comunale, motivo per il quale quindi un soggetto pubblico avrebbe dovuto ben guardarsi da riaffidare lo stesso bene. Secondo gli inquirenti, il gruppo si sarebbe accordato non solo per condizionare l'affidamento della gestione dell'impianto, ma anche per la definizione delle tariffe da applicare all'utenza per fruire dell'impianto stesso. Vi erano degli accordi privati, clandestini, in base ai quali poi in realtà questa piscina veniva puntualmente riaffidata al consorzio sportivo Daipo alle condizioni dettate. Come mi riferisco nella fattispecie a un aumento delle tariffe di ingresso all'interno della piscina comunale e sicuramente anche a una riapertura immediata della stessa. La sanità adesso con l'accordo per riorganizzare la chirurgia della nostra regione che ha provocato la reazione anche dell'Ordine dei Medici di Cosenza. Corcioni dice ben vengano gli accordi con altre regioni ma non bastano a risolvere i problemi.
Un accordo di programma per collaborare alla riorganizzazione dell'attività chirurgica della nostra regione grazie al supporto della Regione Veneto. Questo è quanto scelto dal Ministero della Salute, ma è ovvio che le reazioni, soprattutto da parte dell'Ordine dei Medici Calabresi, non sono state favorevoli. Sentite il presidente dell'Ordine dei Medici di Cosenza, che dice ben vengano gli accordi con altre regioni, ma non bastano a sopperire alle carenze se in Calabria mancano strutture, risorse umane ed economiche. La reazione istintiva a un progetto del genere è stata di un assoluto totale rifiuto, perché tutti conoscono episodi che sono ben diversi da questo attuale, completamente diversi da quello attuale, ma che noi abbiamo visto già dall'albore, poi abbiamo avuto conferma, essere stati un disastro per la Calabria. Per esempio il cosiddetto l'accordo che era stato fatto col Bambino Gesù per quanto riguarda l'ortopedia, la chirurgia pediatrica e quant'altro, che aveva mortificato ed offeso i nostri operatori e di fatto coinvolgato meglio l'emigrazione sanitaria verso i debiti del Bambino Gesù, Allora, questo non c'entra niente con quello. Non ci dovrebbe essere proprio per niente il contatto fisico fra un medico veneto e un paziente calabrese in Calabria. Quindi non ci dovrebbe essere la possibilità di coinvolgere meglio l'emigrazione verso il Veneto. Anzi, per la verità, l'obiettivo è esattamente l'opposto. Accordi e comunque collaborazioni fra buone pratiche e pratiche magari da migliorare sono qualcosa di obbligatorio e di necessario. Molti, leggendo questo accordo, pensano che si tratti di un addestramento tecnico-chirurgico. Non c'entra niente, non stiamo parlando dell'addestramento della chirurgia in quanto tale, ma dell'organizzazione. Questo al fine di razionalizzare l'uso delle risorse, in particolare i tempi delle sale operatorie. Ora, attenzione, noi viviamo una realtà estremamente complessa e articolata, abbiamo delle carenze di organico, di risorse e di efficienza senza le quali non ci sarà Veneto che tenga, organizzazione che tenga, che possa risolvere il problema. Oggi a 9 colonne sui giornali esiste l'accordo col Veneto, però viceversa si va a vedere che ancora non governa il ministro Speranza, non governa il commissario alla sanità, ma governa ancora una volta il MEF, dove blocca, il MEF sarebbe il Ministero del Tesoro sostanzialmente, la borsa, dove blocca ancora gli organici, blocca la possibilità di avere deroghe, blocca tutta una serie di possibilità e quindi di efficientamenti senza i quali ormai non abbiamo nessuna possibilità di risollevarci. In relazione proprio alla convenzione sottoscritta dal Ministero della Salute e la Regione Veneto in materia di affiancamento alle attività chirurgiche in Calabria, interviene anche il Presidente della Regione Mario Oliverio, che dice assai singolare che il più accanito assertore delle autonomie, quale il collega Zaia, utilizzi accordi centralistici che mortificano i territori. Sia chiaro, per quanto riguarda, prosegue Oliverio, non abbiamo mai teorizzato né tantomeno ideologizzato la condivisione di buone prassi ovunque si affermino. L'aiuto e la collaborazione si costruiscono in reciprocità, senza mortificazioni e senza essere calati dall'alto. Poi conclude il governatore: non consentirò a nessuno di mortificare e umiliare i nostri professionisti, nonostante il decreto Calabria noi non siamo una colonia di nessuno. Ancora per la sanità c'è il passo in avanti per precari e idonei, firmato proprio l'accordo fra l'ufficio del commissario, il direttore generale e il sindacato. Vediamo. È attorno a questo tavolo nel Dipartimento della Salute e delle Politiche Sanitarie a Catanzaro che si è trovata la quadratura del cerchio sulla vertenza degli idonei. Il documento porta alla firma in calce del commissario ad acta Saverio Cotticelli, del direttore del Dipartimento Antonio Belcastro e dei rappresentanti sindacali di CGIL, CISL, UIL e FIALS. L'intesa prevede che saranno coperti i posti per infermieri e operatori sociosanitari già autorizzati a tempo determinato e part-time
time e ancora non coperti con contratto di lavoro a tempo determinato e part-time, utilizzando la comune graduatoria dell'azienda ospedaliera Mater Domini e dell'azienda ospedaliere Pugliese Ciaccio. Quest'ultima, da parte sua, si legge ancora nel documento, provvederà ad assumere con contratto di lavoro a tempo determinato, attingendo dalle proprie graduatorie valide a tempo indeterminato un contingente di infermieri e OS corrispondente al numero delle stesse figure il cui contratto di lavoro è cessato il 1 settembre 2019. L'intento, dice Belcastro, è garantire i servizi. Sempre garantire i servizi, servono persone, dobbiamo utilizzare tutti gli strumenti legittimi per far sì che queste persone possano lavorare al meglio nelle nostre aziende e garantire i servizi. Una situazione di cui, fa sapere il commissario, è stato informato anche il Ministro. Il Ministro è molto preoccupato di questa situazione e si è messo a disposizione con tutto il Ministero, dando a noi sul posto tutto il supporto necessario. Quindi noi siamo tranquilli che agiamo d'accordo con il Ministro. Adesso un caso di mala sanità perché muore a 67 anni al pronto soccorso di Cosenza. La procura ha disposto l'autopsia per chiarire le cause della morte. La Procura della Repubblica di Cosenza ha aperto un'inchiesta, il dato certo di un nuovo presunto caso di malasanità all'Annunziata di Cosenza, dove una donna a 67 anni è morta sabato scorso, nel giorno dedicato ai defunti. Sono stati i familiari a sporgere denuncia e raccontare dell'arrivo in pronto soccorso l'ultimo giorno di ottobre della signora con l'emoglobina bassa e la presenza di sangue nelle feci, disposta una trasfusione, la gastroscopia effettuata il 1 novembre sulla paziente che sarebbe rimasta nel reparto d'emergenza, dove nessuno si sarebbe accorto della gravità delle sue condizioni e della sua morte. I figli non dimenticheranno il suono insistente del cellulare, squilli a vuoto, fino a quando uno dei sanitari avrebbe risposto al telefono comunicando la terribile notizia. La mamma non c'era più. Morire da sola tra i camici bianchi, un ossimoro inaccettabile per i familiari. Resta il dolore e tante domande. L'inchiesta chiarirà l'intera vicenda, disposta come sempre in questi casi l'autopsia. Intanto si è dimesso il direttore amministrativo dell'Annunziata, l'avvocato Silvia Cumino, che si era insediata lunedì scorso. Dopo soli 3 giorni ha lasciato l'incarico. Che cos'è successo? Al momento non ci sarebbe una motivazione ufficiale. La politica adesso nulla si muove sul fronte delle candidature per le prossime regionali, le scelte da compiere in Calabria, come è accaduto spesso anche in passato, si fanno a Roma. L'attesa è il destino della Calabria, sempre uguale, sempre lo stesso. Si ripete puntuale, come un orologio svizzero, ad ogni appuntamento elettorale. Non c'è mai stata autonomia, seppur rivendicata a parole. Sono anni che assistiamo a questo genere di pantomime. Qui si progetta e si spera, nella capitale si decide. Hai voglia di spingere. Non servono a nulla o quasi le riunioni in loco perché chi gestisce i partiti a livello nazionale non ne ha mai tenuto conto. Basta dare un'occhiata a ciò che è accaduto nelle precedenti elezioni. Il risultato, quelle poche volte che lo si è raggiunto, è stato solo perché Roma non aveva in mano alternative da proporre. Anche in questa competizione elettorale le carte dei desiderata calabresi sono finiti sul tavolo delle trattative nei palazzi romani, in cui si decidono i destini degli uomini di partito. Accade allora che sia nel centro-sinistra che nel centro-destra calabresi è stata attivata la modalità d'attesa. A quando la decisione? Chi lo sa. Eppure le elezioni sono state fissate per il 26 gennaio prossimo 21. Ma questo forse è un particolare che incide nel gioco degli equilibri tra le forze che hanno deciso di stare insieme. E i programmi per la Calabria? E i calabresi? Arriveranno. Basta solo attendere. Già, l'attesa. E intanto la Commissione europea in data odierna ha comunicato proprio la revoca dell'interruzione dei termini di pagamento sul POR Calabria First FES 2014-2020, provocata proprio dalle notizie relative alle indagini su alcuni progetti. Lo riferisce un comunicato dell'ufficio stampa della Giunta regionale della Calabria, un risultato atteso si aggiunge, ma che oggi fa chiarezza e conferma la trasparenza delle procedure attuate dalla Regione
nella spesa dei finanziamenti europei, un risultato di estrema importanza per la Calabria, non solo per la possibilità di veder onorate le richieste di pagamento intermedio degli ultimi 12 mesi, ma anche perché, come affermato nella nota, si dà anche atto alla Regione di aver posto in essere tutte quelle misure necessarie per poter assolvere in modo soddisfacente tutte le condizioni avanzate dalla Commissione al fine di procedere alla revoca dell'interruzione. Ancora per la politica 7, i comuni che sono chiamati al voto lunedì prossimo 10 novembre, i cittadini tornano alle urne dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose degli enti a Lamezia, Cropani, Petronà, Brancaleone, Marina di Gioiosa Ionica, Cassano allo Ionio e Isola Caporizzuto. Nei centri interessati, ultime ore di campagna elettorale per gli aspiranti primi cittadini, riflettori accesi sulla Mezzia Terme dove sono 6 candidati, a Cassano allo Ionio dove la sfida è a 2. Ultime ore di campagna elettorale per gli aspiranti sindaci dei comuni calabresi dove si voterà lunedì 10 novembre. 7 i centri interessati: Lamezia Terme, Cropani, Petronà, Brancaleone, Marina di Gioiosa Ionica, Cassano allo Ionio e Isola Caporizzuto. Sono tutti comuni che tornano al voto dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose. Riflettori accesi su Lamezia Terme e Cassano allo Ionio. A Lamezia la sfida è tra 6 candidati. Paolo Mascaro, sindaco in carica proprio quando nel 2017 venne disposto lo scioglimento dell'ente, tenta il bis e a pochi giorni dal voto incassa l'ok della Corte d'Appello di Catanzaro che l'ha giudicato candidabile. 2 le liste che sostengono la sua candidatura, Assieme Mascaro Sindaco e Orgoglio Lamezia. In corsa per il centrodestra il promoter Ruggero Pegna, sostenuto da Forza Italia, Fratelli d'Italia e UDC, senza la Lega che si è sfilata dopo le critiche di Pegna alle politiche in tema di migranti di Salvini quando era ministro dell'Interno. A concorrere per il PD Eugenio Guarascio, presidente del Cosenza Calcio, che sarà supportato anche dalla lista Eugenio Guarascio Sindaco. Presente con il proprio simbolo anche il Movimento 5 Stelle che sostiene il candidato a sindaco Silvio Zizza, già dirigente sportivo della società di calcio Vigor Lamezia. Rosario Piccioni, già vice dell'ex sindaco Gianni Speranza, sarà supportato dalle liste civiche Lamezia Insieme e Lamezia Bene Comune. In corsa per la carica di sindaco infine Massimo Cristiano, ex consigliere comunale, sostenuto dalle civiche Nuova Lamezia e La Svolta. A Cassano allo Ionio si torna alle urne dopo 2 anni di gestione commissariale. 2 i candidati alla carica di sindaco. Gianni Papasso, in carica quando venne deciso la fine anticipata della legislatura, ci riprova e con il sostegno di 3 liste, la Mongolfiera, Per Amore di Cassano e Rinascita, tenta di riconquistare la poltrona di primo cittadino. A sfidarlo l'avvocato Francesco Lombardi, sostenuto da 4 liste, Polisnea, Civicamente, Futuro Prossimo e Uniti per Unire. In questa competizione elettorale a Cassano allo Ionio non ci sono simboli di partito. Elezioni anche a Brancaleone nel Reggino, vediamo. Domenica prossima sarà una data importante per 2 comuni dell'Alto Ionio Reggino. Si vota infatti a Marina di Gioiosa Ionica e Brancaleone per il rinnovo dei consigli comunali. Entrambe le cittadine ritornano alle urne dopo un lungo periodo di commissariamento a seguito di scioglimenti avvenuti per infiltrazioni mafiose. A Marina di Gioiosa bisogna ricordare che contro il decreto del ministro dell'Interno l'allora sindaco Domenico Vestito si oppose con un ricorso al TAR che diede ragione all'amministrazione comunale che così ritornò nelle piene funzioni, salvo poi riperderle per decisione definitiva del Consiglio di Stato cui aveva fatto ricorso il Viminale. La seconda sentenza sostenne la corposità della decisione ministeriale, ritenendo che all'interno del governo cittadino i condizionamenti mafiosi ci fossero stati. A Brancaleone fu un'inchiesta della Procura di Reggio Calabria a far saltare tutto. L'indagine mise in evidenza una gravissima ingerenza delle cosche della zona, che erano quasi totalmente riuscite a indirizzare le scelte di una giunta che si era peraltro presentata e fatta apprezzare, bisogna evidenziarlo, per credibilità. Quell'inchiesta portò anche a degli arresti. Il sindaco, lo ricordiamo per cronaca, non fu colpito da alcun provvedimento cautelare e suscitò molto clamore anche una serie di episodi che aveva messo in evidenza la tracotanza dell''ndrangheta. In una riunione di giunta avvenne infatti un blitz da parte di un pezzo da 90 o presunto tale che aveva deciso di far intendere chi comandasse all'interno del palazzo. Adesso i 2 centri provano a ripartire e a trovare lo slancio per un futuro quantomeno diverso. A Marina si
si contendono la poltrona, Giuseppe Nunziato Belcastro, una vita dedicata alla tutela ambientale, e Giuseppe Femia, avvocato. A Brancaleone un unico candidato, il dottor Silvestro Garroffolo. Brancaleone Bene Comune è la lista che lo sostiene. La sua preoccupazione sarà quella di ottenere il quorum. Ricordiamo che una seconda lista capitanata da Giuseppe Iero non è stata ammessa, anzi è stata ricusata per l'insufficienza del numero dei candidati. Sarà in salita dunque il lavoro che i nuovi sindaci dovranno affrontare, molto in salita, e questo al momento è l'unica certezza. E adesso nel prossimo servizio vi raccontiamo la storia di Marlane, un labrador che per 15 giorni ha vegliato la tomba del suo padrone nel cimitero di Corigliano Rossano. Questo cagnolino ha seguito il funerale del proprietario e non si è più mosso da qui. Questa è la commovente storia di Marlene, una dolcissima labrador di circa 2 anni. È stata trovata al cimitero di Corigliano Rossano, dove aveva seguito il corteo funebre del suo padrone. Per giorni è rimasta lì, accucciata vicino alla tomba. Un amore incondizionato che va oltre la morte, una storia che ricorda molto quella di Echiko, l'Akita Inu che negli anni 30 in Giappone, dopo la morte improvvisa del suo padrone, si recò ogni giorno per quasi 10 anni ad attenderlo alla stazione di Shibuya, dove l'uomo prendeva abitualmente il treno per recarsi al lavoro. Marlene per circa 15 giorni ha vegliato la tomba del suo padrone. Nessuno dei parenti del defunto è tornato a riprenderla e così lei è rimasta sola davanti alla recinzione del cimitero. Poi sono arrivati i volontari dell'associazione SOS Quattro Zampe. Alfredo Bruno, presidente dell'associazione Guardia Zoofila EMPA, racconta che quando sono giunti al cimitero, appena hanno aperto lo sportello dell'auto, il labrador è salito subito in macchina. Era come se, racconta Bruno, aspettasse qualcuno. Adesso Marlene, che non ha il microchip, è al rifugio gestito dai volontari. Sta vivendo una nuova vita insieme ad altri amici a 4 zampe. I volontari dell'associazione sperano di trovarle presto una nuova casa. Adesso la cronaca con altre storie e altre notizie nei nostri 100 secondi di cronaca. Il questore di Vibo ha emesso 2 provvedimenti di daspo urbano della durata di 1 anno nei confronti di 2 stranieri, un cinese e un magrebino, che nel periodo estivo hanno esercitato l'attività di massaggiatori in spiaggia nella zona di Tropea. L'attività svolta dai 2 massaggiatori ha violato le ordinanze del sindaco Giovanni Macri nel giugno scorso a tutela del decoro e della sicurezza urbana. Secondo la questura, le attività illegali messe in atto dai 2 stranieri rappresentavano un effettivo pericolo per la sicurezza urbana. Sarà l'esame autoptico a far luce sulla morte del migrante di nazionalità ivoriana di 22 anni trovato senza vita in un agrumeto nelle campagne di Rosarno. Aveva conficcato tra collo e testa un paio di forbici del tipo usato per tagliare i rami delle clementine, ma secondo i primi accertamenti sul corpo della vittima non ci sono segni di violenza attiva o passiva. È chiaro che le indagini non escludono alcuna pista. A scoprire il corpo alcuni migranti che lavoravano con il 22enne. I militari stanno ascoltando alcuni testimoni per ricostruire l'esatta dinamica e gli ultimi momenti di vita del 22enne. Lutto cittadino a Reggio Calabria per domani in occasione delle esequie del giovane vigile del fuoco Regino Antonino Candido, rimasto ucciso nell'esplosione di una cascina insieme ai suoi 2 colleghi. Il sindaco Falco Matà ha disposto l'esposizione della bandiera di Palazzo San Giorgio a mezz'asta in segno di lutto, nonché l'osservanza di 1 minuto di silenzio negli uffici comunali alle 11 in occasione dei funerali. A proposito della notizia del migrante trovato morto ieri a Rosarno, nessun segno di violenza sul corpo tale da far ritenere che il giovane possa essere rimasto vittima di un omicidio, è quanto riferiscono in una nota i carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria proprio in relazione alla morte del 22enne bracciante agricolo di nazionalità ivoriana che si trovava appunto domiciliato nella baraccopoli di San Ferdinando. Il sostituto procuratore della Repubblica di Palmi, Daniele Scarpino, titolare dell'inchiesta, ha disposto l'autopsia sul corpo al fine di accertare le cause del decesso. I carabinieri della compagnia di Gioia hanno iniziato a sentire alcuni testimoni per poter costruire dettagliatamente la dinamica
della morte e gli ultimi momenti di vita del migrante. E ieri, parliamo di calcio adesso, il turno di Coppa Italia di Serie C che ha visto il passaggio proprio del Catanzaro, ma ora ci si riconcentra sul campionato. Domani ci sono i primi impegni delle calabresi, apre il Crotone in Serie B che ospita l'Ascoli allo Scida. Non ci saranno Benali, Curado, Festa, Nalini, Zac e Maxi Lopez per l'anticipo in programma domani alle 21 tra Crotone e Ascoli. L'allenatore al termine della seduta di rifinitura ha convocato 22 calciatori e ha analizzato il momento dei pitagorici, reduci da 2 KO consecutivi. Pesano, danno fastidio, però bisogna vedere come sono arrivati. Quindi per me il bicchiere non è mezzo pieno, è tutto pieno. Prestazioni sono eccellenti, non abbiamo mai sbagliato partita, mai sbagliato approccio. Ci sono state delle difficoltà a Verona, ma credo che sappiamo tutti quali difficoltà siamo andati incontro, a quali difficoltà siamo andati incontro, e quindi sotto questo aspetto la squadra è pronta, deve continuare a lavorare così, credere in quello che sta facendo, a maggior ragione in questo momento. Il tecnico si sofferma poi sulle indisponibilità dopo la brutta tegola di Benali che ha riportato la frattura del quinto metatarso del piede sinistro. Il calciatore dovrà osservare un periodo iniziale di riposo prima di intraprendere il percorso riabilitativo. Agli indisponibili si è aggiunto anche il secondo portiere Festa per un risentimento al polpaccio. Il Cosenza invece, dopo la vittoria nel posticipo, si prepara ad affrontare la trasferta di Trapani, un altro esame importante per l'11 di Braia, chiamato a fare punti in casa del fanalino di coda per non vanificare quanto di buono fatto con la Cremonese. La squadra partirà domani dopo la rifinitura per la Sicilia, mentre alle 9:30 il tecnico parlerà con i giornalisti per spiegare le insidie della sfida. In Serie C invece, dopo il turno di Coppa, ci si rituffa di nuovo verso gli impegni di campionato. Il Catanzaro, dopo il passaggio del turno agli ottavi di Coppa Italia, cerca conferme a Cava dei Tirreni, mentre la Regina, eliminata dalla competizione, ospita al Granillo la Casertana per un pronto riscatto. La Vibonese ospiterà il Rieti, mentre il Rende giocherà in trasferta a Francavilla contro l'ex tecnico Bruno Trocini. E adesso vediamo le previsioni del tempo. Residua instabilità per la giornata di giovedì, poi venerdì migliora in attesa di un nuovo peggioramento per il fine settimana, dovuto a una perturbazione atlantica. Domani deciso miglioramento, in serata però tendenza al peggioramento sull'Alto Tirreno. Passiamo a mari e venti, domani mari mossi o molto mossi, eccetto il golfo di Corigliano che risulterà poco mosso sotto costa, venti moderati o deboli dai quadranti meridionali. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.com e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.